Le note del Piave, l'inno simbolo del riscatto italiano nella Grande Guerra. Note che sono risuonate per il 14° raduno del gruppo di artiglieria da montagna Conegliano, nella città da cui prende il nome. È veramente un piacere ricordarlo tutti gli anni, da quando è iniziato questo raduno qua, nato da chi ha comandato e ha lavorato per il Conegliano, la sezione ha tenuto opportuno farlo rientrare nell'ambito degli eventi annuali della nostra sezione. Il ricordo è andato, nel corso della celebrazione, al generale Franco Chiesa, che ha comandato per diversi anni il gruppo per poi venire a vivere proprio a Conegliano. Gruppo che va sottolineato, contrariamente a molti altri sciolti dopo la riforma delle forze armate e la fine della leva obbligatoria, continua la sua operatività. Il gruppo Conegliano è un gruppo ancora in vita tutt'oggi, è a distanza a Remanzacco. Una celebrazione in vista del 4 novembre, giornata oggi dedicata alle forze armate, ma che per i nostri territori continua ad essere il giorno della conquista di Vittorio Veneto e la fine della Grande Guerra, che aveva martoriato città e campagne. Una cerimonia che ha visto tra i momenti più toccanti lo sfilamento dalla scalinata degli Alpini rinnovata l'estate scorsa nell'occasione del raduno triveneto delle Penne Nere, i discorsi ufficiali nel ricordo di chi è andato avanti sul piazzale del Monumento ai Caduti, ma soprattutto la consegna di una targa a Feliciano Cancian, a 96 anni il veterano del gruppo Conegliano. Originario di San Pietro di Feletto e oggi residente nel Bresciano, da artigliere non è voluto mancare al raduno del suo gruppo.